quindi la politica deve essere in grado di individuare delle linee sulle quali poter creare opportunità di lavoro. Questa regione non ha più alternative, questo è davvero l'ultimo treno. Io ho questa idea, aprirò un ufficio regionale dove ci saranno dei manager regionali, giovani, che affiancheranno ogni volta che la nostra azienda andrà all'estero, avrà la possibilità di avere con sé la regione. Tu vai all'estero, bene, tu garantisci il prodotto. Io ti garantisco che se vieni non avrai nessun problema dal punto di vista della burocrazia, delle regole, delle richieste, perché questo è il problema. Una politica invece che ha la veduta corta, che è miope, che ha paura di tutto, che non fa per non pestare piedi, è una politica che fa perdere grandi occasioni. E abbiamo bisogno di un governo regionale che decida quale tipo di Veneto voglio costruire. Per cui le imprese non ci dicono abbassateci le tasse, le imprese ci dicono fateci lavorare, perché l'istituzione regionale è diventata un blocco allo sviluppo e alla crescita. Questo è uno dei problemi principali della nostra economia. È arrivato ormai a 150 circa, con noi 5.000 mani ormai strette, quindi sta conoscendo veramente il Veneto dal basso. Noi siamo stati toccati dal discorso del benzinaio di Vicenza, quindi volevo sapere la sua opinione riguardo al fatto e come intende muoversi in base anche al tweet che ha fatto 4 ore fa, appunto dicendo che la sicurezza deve essere gestita anche dal territorio. E non è con la maglietta che sono dalla parte di Stacchio che io né tutelo Stacchio né tutelo ovviamente i commercianti, che è la terza volta che subiscono delle aggressioni di quel tipo lì. Propaganda è solleticare la pancia per raccogliere un po' di consenso, la politica è individuare il problema e trovare la soluzione. Iniziamo a fare politica anche in Veneto, perché se voi mi dite una cosa che ha fatto Luca Zaia, io vi ringrazio, perché non c'è una persona che sa ricordarsi che cosa ha fatto di significativo.